arrivando a Torreglia, ai piedi di Colli Ugani. Ecco qui si entra verso il centro di Torreglia. Vi saluto dalla chiesa, che tante volte che vi saluto da là. Anche oggi è una giornata caldissima, sono partito con 26 gradi alle 6:30, pensate, 26 gradi. Siamo davanti alla fontana che è davanti di me, avvolta dalle rose, e alla mia destra la budineria, gelateria mitica di Torreglia. Guardate che meraviglia sta fontana. E alla mia sinistra abbiamo il monumento ai caduti di Torreglia e alla mia destra la chiesa. Guardate che meraviglia, con gli olivi. Alla mia sinistra la canonica, guardate che bella, e davanti di me la chiesa, vedete, con la stella, i due olivi. Questa è l'entrata. Guardate sta stella meravigliosa. La canonica. Noi ci mettiamo all'ombra che vi saluto. Guardate che meraviglia. Ecco. Tutti voi amici appassionati che mi seguite dalla chiesa di Torreglia, ci troviamo ai piedi di Colli Ugani. Vi mando un abbraccio forte 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 con tutto il mio cuore, un grande grazie a tutti voi amici appassionati che mi seguite con passione, come io vado in bici, con altrettanta passione, facendovi vedere queste panoramiche di Colli Ugani, patrimonio dell'UNESCO. Siamo in provincia di Padova.
con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, amici appassionati, un grande grazie di esistere, col mio cuore. Grazie a voi e di seguirmi, siete speciali, super speciali, numeri uno. Dal figlio Renato, grazie di tutto. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Sei fantastico, sono orgoglioso, fiero di te. Grande Francesco, lui non salta una mia ripresa, veramente è un grande amico. Francesco Marchiori da Verona, un grande. Ciao Francesco e grazie di tutto. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, con la passione della bici da corsa come me nel sangue. Un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Davis Consalvan da Alessandria, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche in bici. Sei fantastico, sono orgoglioso, fiero di avere un grande amico come te, Davis. Con tutto il mio cuore ancora un grande grazie di esistere. Ciao Davi e grazie di tutto. Adesso saluto Massimo, che anni che mi segue, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande Massimo. Adesso saluto Walter da Treviso, un grande amico, mi ha regalato una bottiglia di vino bianco speciale. Grande Walter, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te Walter di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Walter da Treviso, un grande, grazie Walter di tutto. Adesso saluto Durva Tavares, pensate, da San Paolo del Brasile, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande Durva da San Paolo del Brasile. Adesso saluto un altro amico, sempre da San Paolo del Brasile. Un grande grazie a te di seguirmi, con tutta la tua famiglia meravigliosa, amico mio, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere. San Paolo del Brasile, pensate che distanza, grazie di tutto. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono la musica da ballo il mitico Pietro Galassi, il maestro, con tutta la sua orchestra numero uno. Saluto Pietro dalla Spezia Liguria, con tutta la sua famiglia meravigliosa, la Giulia, Enea e tutta la sua orchestra numero uno. Grande Pietro. E te Angela Birba, saluti me che il tuo compagno, siete una coppia meravigliosa. Grande Angela, di seguirmi con tutto il mio cuore, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere Angela. Ciao, grazie Angela di tutto. Adesso saluto Mauro, Tonio, Mirka da Monselice, Ilaria Scaffali, Antonio, l'amico dottore, il mitico Giuliano Calore, 13 Guinness World Record, il detentore, il re del ciclismo estremo, che va su 89 anni. Grande Giuliano, con tutto il mio cuore, sei veramente un grande. Saluto tutti i tuoi figli, da Marco, tutte le tue figlie e ancora te Giuliano, mitico, che le tue imprese impossibili, senza freni e manubrio, hanno fatto la storia del ciclismo estremo.
13 Guinness World Record, con la salita del passo dello Stelvio a cronometro, 1 ora e 17 minuti e 18 secondi, o se no 1 ora e 36 minuti, la salita dal prato dello Stelvio con una gamba destra solo, incredibile. Questo è Giuliano, e tutte le Dolomiti, salite e discese, e tutti i suoi record. Sono talmente tantissimi che è difficile spiegare tutto in un attimo. Vi saluto di nuovo tutti i miei amici appassionati che mi seguono, tutti voi super speciali numeri 1, con tutto il mio cuore di nuovo e con tutte le vostre famiglie meravigliose. Un grande grazie di esistere, un bacione da Torreglia, magica Torreglia, ai piedi dei Colli Ugani. Ciao a tutti, beviamo un goccio e ripartiamo. Una giornata caldissima. Un'altra giornata calda. Questa è la canonica, guardate con gli ulivi, che meraviglia. Stupenda. Vedete appassionati già che partono ai colli. Guardate questa stella meravigliosa, è la chiesa di Torreglia, magica Torreglia. Vedete la panoramica di Colli Ugani anche da qua, guardate che meraviglia. Ci giriamo e noi ripartiamo. Centro di Torreglia. Termina il centro di Torreglia e prendiamo la SP98 Vallarega. A me piace da morire questa strada.
entrando a Luvigliano, la Villa dei Vescovi a Luvigliano, con la sua chiesa incantevole. SP 98 Vallarega speciale con i suoi salisendi. Alla mia sinistra la salita del Pirio spaventosa, che l'ho fatta tante volte, 22%. Qua abbiamo il monumento, vedete i caduti, e alla mia sinistra Villa Vescovi, Villa dei Vescovi. Guardate che panoramica, vedete di Colli Ugani alla mia sinistra e anche alla mia destra, ambi i lati. Troppo bella questa strada qui, troppo bella. Oggi è il 30 giugno, domani comincia luglio. Guardate che panorama meraviglioso, vedete di Colli Ugani alla mia destra e davanti di me. E alla mia sinistra però ci sono troppi alberi, sulla strada non si vede, però ammirate, bellissima questa strada qui, la SP 98 Vallarega. Giornata meravigliosa, calda, però neanche una nuvola quasi.
termina il territorio di Torreglia. Entriamo sotto il territorio di Teolo. Tre Ponti, località di comune di Teolo. Tre Ponti. Tre Ponti, località di Teolo. Qui termina Tre Ponti. Guardate la panoramica di Colli Ugani da qua, che meraviglia!
stupenda, vedete? Villa, siamo entrati adesso, Villa, sempre località di Teolo. Facciamo la salita.
Eolo. SP43 Speronella.
Agriturismo Colle Barbarossa, affettati squisiti, formaggi squisiti e il vino Turbolin di Colli Eugauni, i Colli Eugauni. Che meraviglia i Colli Euganei, patrimonio dell'UNESCO. Vedete, primo tornante. Vedete il secondo tornante. Siamo al terzo tornante. E qua siamo al quarto tornante. Quinto tornante, vedete? E sesto tornante. E questo è il settimo, però non c'è la tabella. Siamo azienda agrituristica ai Gradoni. Colazione con la prima camera e noleggio cavalli, merita.
Entriamo a Castelnuovo, frazione di Teolo. Chiesa, campanile a torre con la Madonna. Qua fanno la messa fuori, vedete, all'aperto la Madonna e Gesù. Del campanile a torre con la Madonna. Sono le 8:20. Qua giù abbiamo la strada che ho svoltato. Guardate che meraviglia. Non è la Madonna, è Gesù. Ho sbagliato io. Padre Pio, vedete? E gli ulivi. Tutti voi amici appassionati che mi seguite, con tutto il mio cuore un grande grazie, con tutte le vostre famiglie meravigliose di esistere. Siamo arrivati a Castelnuovo, la chiesa meravigliosa. Tutti voi vi ringrazio per seguirmi con passione e con tutto il mio cuore ancora un grande grazie di esistere a tutti. Siete speciali. Super speciali numeri 1. Adesso saluto dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un amico, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere.
e te Francesco di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche, che sia in bici, che sia in montagna, che sia con le orchestre. Sei fantastico, sono orgoglioso, sono fiero di te. Grande, grande Francesco Marchiori da Verona. Grazie di tutto Francesco, un abbraccio. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, un grande amico, una grande persona. Lui ha la passione della bici da corsa nel sangue come me. Grande, grande. Lui è su Facebook. Datelo a vedere che mette sempre la sua bici, che merita, che mia moglie che mi segue Facebook. Mando un grande abbraccio a Davis, sono orgoglioso, fiero che mi segui. Sei una persona, un amico fantastico. Grazie ancora con tutto il mio cuore, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere. Davis Consalvan da Alessandria, un grande. Adesso saluto Massimo, un amico, un grande amico, una persona grande che anni che mi segue in bici. Con tutta la tua famiglia meravigliosa Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi nelle mie riprese panoramiche in bici. Grande, grande Massimo. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono sulla musica da ballo il mitico maestro Pietro Galassi, una leggenda sulla musica da ballo, una voce melodica unica. I suoi testi sono la storia della musica da ballo. Grande, grande, grande artista. Lo saluto dalla Spezia, Liguria, con tutta la sua famiglia meravigliosa, con sua moglie Giulia, con Enea, il bambino, e tutta l'orchestra numero 1. Con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere. Un bacione a te che meriti tanto. Grazie, grazie, grazie. Angela Birba, ti ringrazio con tutto il mio cuore per seguirmi. Col tuo compagno siete una coppia meravigliosa. Grazie, grazie ancora Angela per essere una grande amica e una grande persona. Del filmatore Renato Zilio, Angela Birba, una grande. Adesso saluto Durva Tavares da San Paolo del Brasile, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durval. Con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi. Sei speciale. Adesso saluto l'altro amico da San Paolo del Brasile, sempre come Durval, che adesso non mi viene in mente il nome, che ieri mi ha salutato. Con tutto il mio cuore, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere. Grande, grande, grande. Durva Tavares da San Paolo del Brasile, pensate. Grazie di tutto Durval. Adesso saluto Walter da Treviso, un amico, una persona super speciale numero 1. Mi ha regalato una bottiglia di bianco, imbottigliato, fantastico. Sarà dalle parti di Valdobbiadene, di là, troppo buono. Grande, grande Walter, con tutta la tua famiglia meravigliosa Walter, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi. Grande, grande Walter. Adesso saluto Tonio, Mauro, Mirka da Monselice, Ilaria Scaffali, il mitico Giuliano Calore, detentore del 13 Guinness World Record, sono il suo assistente. Grande, grande Giuliano. Saluto tutti i figli, da Marco le figlie, tutti i nipotini. Grande, grande, le sue imprese mitiche, impossibili, senza manubri e freni. Il re del ciclismo estremo, detentore di 13 Guinness World Record. Va verso gli 89 anni, è immenso, è unico. Giuliano Calore da Padova ha scritto la storia del ciclismo estremo con le sue imprese impossibili eroiche. Al terminale dell'impossibile, hanno detto la stampa tedesca, pensate, le sue performance. Saluto tutti, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, vi voglio bene. Adesso saluto ancora tutti voi amici appassionati, che siete speciali, numeri 1. Grazie, grazie ancora con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose di seguirmi.
Grazie, grazie, grazie. Dal filmatore Renato Ziglio, da Castelnuovo, da questo posto incantevole, bellissimo. Qua vedete la statua di Padre Pio. Vedete Padre Pio? Questa è la chiesa di Castelnuovo. Tra le meraviglie dei Colli Euganei, patrimonio dell'UNESCO. E qui vedete dove fanno la messa fuori all'aperto. E noi ritorniamo nella nostra corsa. Fa veramente caldo, Andiamo verso Torelia. Bella discesa. Entriamo sotto il territorio di Torelia.
Facciamo lo strappo del roccolo. Strappi del 16% qui, non si scherza.
Passo del Roccolo. Guardate che panorama. Trattoria Roccolo, chiuso il lunedì, numero di telefono 049, scrivetelo, 99 389 049 99 389. Passo del Roccolo, piatti tipici di Colli Ugani. Vi mando un abbraccio forte a tutti voi amici appassionati che mi seguite, col cuore, come io vado in bici in questi giorni infernali, estremi, e già 2 volte che faccio il passo del Roccolo. Con la salita di oggi è la seconda volta, in giro di 4 giorni. Questa salita 16% punte, tira, c'ha 3 rampe micidiali. Dopo mi fermo da Paolo, mio amico, alla casetta magica, dal passo del Roccolo, un po' giù. Ancora a tutti voi amici appassionati, che tutto il mio cuore che mi seguite, un grande grazie di esistere, con tutte le vostre famiglie meravigliose, tutti voi super speciali numeri 1, dal Primodoro Renato Zilio, un grande abbraccio, dal passo del Roccolo, siamo sopra i 350 metri, sui Colli Ugani, patrimonio dell'UNESCO. Grazie anche a voi col cuore di seguirmi, siete speciali, io sono orgoglioso di tutti voi, fiero. Adesso cito dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Francesco Marchiori da Verona, un grande amico, una grande persona, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre in ogni mia ripresa, che sia in bici, che sia con le orchestre italiane e che sia in montagna. Sei fantastico, sono orgoglioso, cosa grande e unica. Francesco Marchiori da Verona, un grande. Ciao Francesco. Adesso saluto Davis Consalvan da Alessandria, con la bici da corsa nel sangue come me. Grande amico, grande persona. Davis Consalvan da Alessandria, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e te di seguirmi sempre in ogni mia ripresa in bici. Sei fantastico, sono orgoglioso, fiero di te. E poi anche la passione della bici, la corsa come me nel sangue. Grande, grande. Davi, un grande abbraccio. Davis Consalvan da Alessandria, origine famiglia veneta, Cavarzere. Ciao Davis, sei grande. Adesso saluto Massimo, che anni che mi segue, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Massimo, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese in bici. Sei fantastico, sono orgoglioso, fiero di te. Ciao Massimo. Passo del Roccolo, 16%, con i caldi estremi che ci sono adesso. Adesso saluto Durva Tavares da San Paolo del Brasile, pensate, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Durva, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Poi saluto l'altro amico, sempre da San Paolo del Brasile, che mi ha salutato ieri,
con tutto il mio cuore, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere, amico mio. Pensate anche lui da San Paolo del Brasile. Adesso saluto Angela Birba del fan club del Veneto, che sostengono il mitico maestro Pietro Galassi. Sulla musica da ballo, un artista fenomenale, una voce melodica unica, la leggenda della storia della musica da ballo. Ti amo davvero, ancora adesso la canta, è bellissima, una mente geniale. Lo saluto dalla Liguria alla Spezia. Grande Pietro, con tutta la famiglia, Giulia, il bambino Inea e tutta l'orchestra di Pietro Galassi, numero 1, da Manolo, da Matteo, da Pulidor, da tutta la banda, il filmatore Renato Zilio. Adesso risaluto Angela Birba col suo compagno, siete una coppia meravigliosa, salutamelo. Angela, ti ringrazio tantissimo di seguirmi, sei una grande persona, una grande amica, sei super speciale, numero 1. Angela Birba, Pietro Galassi, numero 1, grande, grazie Angela di tutto. Adesso saluto Walter da Treviso, che mi ha pagato la bottiglia di spumante. Aspetta che è caduta la bicicletta, c'è vento, un po' di vento qua. Rimettiamo su la bicicletta. Walter, è caduta la bicicletta, ti saluto, ti ringrazio per la bottiglia di vino squisita. Treviso, con tutta la tua famiglia meravigliosa Walter, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi. Poi saluto il mitico Giuliano Calore, il re del ciclismo estremo, le sue imprese senza freni e manubrio hanno incantato il mondo, detentore di 13 Guinness World Record come lui nessuno nella storia. Lui è da Padova, io sono il suo assistente, non ho tanto tempo andargli dietro, c'ho una famiglia anch'io, però grande Giuliano Calore da Padova, ha scritto la storia del ciclismo estremo, unico, grande con le sue imprese impossibili. Saluto i figli, Marco, le figlie, i nipotini, poi saluto tutto il liceo scientifico di Padova, il Fermi, che siamo stati con Giuliano 5-6 anni fa, una giornata memorabile vi ha regalato Giuliano, adesso va su per 89 anni. Poi saluto Ilaria Scaffali, Mirka da Monselice, Davide, Mauro Togno, siete in tantissimi, vi voglio bene, tutti voi super speciali numeri 1. Con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere con le vostre famiglie meravigliose e voi di seguirmi nelle mie riprese panoramiche tra le meraviglie di Colli Ugani, patrimonio dell'UNESCO. Siamo in provincia di Padova, un grande bacio e un grande abbraccio a tutti e ripartiamo dal passo del Roccolo. Beviamo un goccio. Faccio ancora vedere sto panorama stupendo che merita. Guardate, guardate che meraviglia. Lì si vede un po' innebbiato, però di qua, perché c'è il sole può darsi, però di qua si vede meglio. Guardate, bello dai, bellissimo. E questo è il cancello che è chiuso. Chiuso orario, chiuso lunedì, chiuso e anche martedì. Aprono il mercoledì fino alla domenica. Eccolo qua, vedete, al Roccolo, trattoria al Roccolo. Potete sedervi fuori e vedere il panorama che merita. Bello dai. Bellissimo. Ripartiamo.
Qui abbiamo la tabella del Passo del Roccolo, vedete, comune di Torelia, Passo del Roccolo, 355 metri. Di qua si va a Galzignano, vedete, qua termina Torelia, vedete, qua termina Torelia e comincia il comune di Galzignano Terme, ma io mi riaggiro e vado giù dalla stessa parte, che devo salutare il mio amico Paolo. La vera salita è dove l'ho fatta io, eh sì, la parte più dura, da Torelia. Alla mia destra abbiamo sentiero botanico, fate una passeggiata meravigliosa. E qui se lasciate andare, prende il volo, non la fermate più. Guardate, guardate che rampe. Questo è l'ultimo tratto. La strada è molto bella, Siamo sul secondo tratto adesso. Ecco, adesso andiamo a salutare il nostro amico Paolo. Eccola qua, andiamo alla casetta incantevole. Grande Paolo! Grande Paolo! Sei speciale! Guardate, guardate la casetta magica, incantevole. E appena fatto il primo tratto del Passo del Roccolo, io sono andato sopra. È un caldo estremo, però parto alla mattina, partito alle 6:30 io stamattina. Ieri sono partito alle 6. E adesso è ora che ti addentri verso... Sì, adesso vado verso casa, scherzi. Però non manca mai il saluto al mio amico Paolo. Fatto bene, bravo. Eccolo qua. L'altro giorno ero di fretta. Ero di fretta l'altro giorno. Perché lui fa dei giri con la moto fantastici. Sì, l'ultimo è stato il Marocco. Il Marocco, infatti racconta perché mi piace queste imprese. Marocco, guarda, eravamo scettici un po' perché gli hanno detto il Marocco, chissà cosa troveremo. Sì. Gli italiani devono andare in Marocco per vedere l'ordine, la pulizia. Bellissimo. Ti sei restato a bocca aperta. Bravissimo. Ma te mi pare che hai fatto anche Capo Nord, là cosa detto? Sì. Cosa ha fatto? E il Giro del Portogallo anche? Anche il Portogallo. Guardate che moto hai?
RT BMW. Ecco, vedete, io non mi intendo di moto, ma lui vi ha detto che moto che ha. Un grande appassionato. Purtroppo sì, dai, tantissimi anni. Nato in moto. Nato in moto. Lui, la moto nel sangue come io in bicicletta. Bravo. Io correvo che avevo 15-16 anni. Bravo, quando io prima della patente avevo già motorette qui che si faceva fuori strada, trasformavamo le moto normali un po' per andare per i sentieri, per quando si poteva andare. Bene, bene, dai. E così, dai. Vi do un grande saluto e un grande abbraccio da Paolo. Ricordatevi la casetta incantata tra le meraviglie di Colli Ugani, patrimonio dell'UNESCO. Bravissimo. Lui fa l'olio extravergine, fa il miele, tutta roba genuina e buona. Sì, senza grande Paolo. Dai. Vedete la casetta incantevole. Sì. Qua è scritto anche, vedete la casetta. E qua c'è la sua tenuta, vedete, agricola, per fare i suoi lavori. E qua c'ha tutti gli olivi. Qua ci sono anche i fichi. Sono 2 fichi, vero questi qua? Sì. E qua c'è l'olio extravergine. Guardate che verde, che meraviglia. Lavora e suda lui, È un grande appassionato, però guardate che tiene tutto in ordine. Qua vedete la tenuta dei Colli Ugani, guardate che bello. Il passo del Roccolo è una salita del 16% delle punte, Sono 3 belle rampe. Guardate che meraviglia qui, non parlo altro. Stupendo, stupendo. Paolo, ti saluto. Non ti faccio più perdere tempo. Tranquillo, ma lo sai che non so il tuo nome? Renato Zilio, su YouTube devi andare. Là guardi tutte le orchestre italiane del ballo lisso, dalle più grandi d'Italia alle più piccole. Tutte le feste della montagna che faccio io. La transumanza di Asiago, targata 2014 mi pare. 1,5 milioni che la segue. Andate a vedere, 5 milioni di persone ho. Ciao, e 8.010 iscritti. Ti saluto Paolo. Scendi a valle. Sì, adesso vado. Adesso essendo l'ultimo tratto duro e dopo vado giù a Torreglia e vado a casa. Ciao, grazie. Salutami la moglie. Ciao Paolo, grande. Paolo è un grande lui. Sì, avete visto con la moto cosa gli ha detto? Che grande appassionato che è. Qua vedete, non manca il torcio. Vedete del vino. Guardate che bello, guardate che meraviglia, è la casa incantevole nel bosco, guardate che stupendo, una meraviglia è, bello. E adesso facciamo il tratto finale, questo è il primo tratto, sono 3 tratti duri però è una soddisfazione farla. Sono 2 chilometri da dove finisco a venire giù, poi mi metto sull'altra strada che vado giù ancora a Torreglia, però dalla svolta sono 2 chilometri. Ecco, questo è il primo tratto che facciamo, adesso a 150 metri sblocchiamo sull'altra strada. Vedete che bello. Partendo da qua sono 2 chilometri. Adesso vedete la tabella. Partendo da qua. Vedete? Eccolo qua la tabella. Vedete? Roccolo 2. E noi continuiamo ad andare su per qua e poi andiamo giù. Qua abbiamo, vedete, un ristorante che si mangia da Dio, se non mi ricordo il nome. Bello, bello, dai.
Guardate che panorama adesso, vedete che panorama bello, la mia sinistra. Adesso andiamo giù a Torreglia. Guardate che panorama. Torreglia, siamo entrati adesso. Stiamo entrando in centro a Torreglia. Trattoria da Ballotta, si mangia divinamente qui, Trattoria da Ballotta, Torreglia. Stiamo entrando in centro. Vedete il comune. Centro di Torreglia, siamo davanti alla fioreria com'è che si chiama? Adelia, Torreglia, la mia sinistra la chiesa, la mia destra il sentiero Monodego e sempre la mia sinistra vedete i caduti, monumento. Guardate la fontana avvolta dalle rose, che meraviglia, e la budineria, gelateria. Sentite le cicale come cantano, e ha un caldo boia anche questa mattina, Adesso prendiamo l'SP74 Spinosa.
Torreglia. ...30 oggi, dal 6... ...31 gradi sono già, qua a Torreglia. Sono le 9:09 minuti. Pensate, 31 gradi. Alle 9 del mattino. Qui abbiamo lasciato il centro di Torreglia. Sempre sotto il territorio di Torreglia. Termina il territorio di Torreglia, entriamo sotto il territorio di Montegrotto Terme. E qua stiamo entrando in centro, poi il centro è spostato sulla sinistra. Montegrotto Terme, l'acqua termale, i fanghi, il benessere per tutti noi, per la vecchiaia, i dolori, le terme Montegrotto, con i suoi alberghi, e c'è anche vicino Abano Terme, sempre come Montegrotto, acqua termale, fanghi, il benessere per tutti noi.
specie di cicale. Monte Grotto Terme. Miravalle, vi faccio vedere, ristorante Miravalle, immerso nel verde, vedete? Qua c'è il parco giochi per i bambini, guardate che bello, la veduta dei Colli Ugani, vedete? Stupendo qui. La giostrina per i bambini, vedete? Miravalle. Stupendo, qua potete anche mangiare fuori, vedete che meraviglia, qui avete il panorama, qui i vigneti, la veduta dei Colli Ugani, guardate che meraviglia, stupendo. Guardate che bello. Troppo bello. Ve la faccio vedere di nuovo. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Qui ha parecchio spazio, vedete, anche dentro si può mangiare con l'aria condizionata, fuori, come volete voi. Bello, bello, dai, bello. Tutto bello. E questa è l'entrata, e questa è l'entrata alla mia destra, vedete? L'entrata. Poi anche qui si può mangiare, vedete che stupendo, guardate che meraviglia, tutto coperto, e sono organizzati bene, E qua andiamo al parcheggio. Vedete, veduta dei Colli Ugani, guardate che meraviglia, guardate che bello, stupendo. Qua dietro ci sono le cucine, qua avete al parcheggio,
ampio parcheggio qui, vedete, e poi anche qui, e ce n'è posto qui, sì, bello, anche un fagiano abbiamo visto, che bello, anche un fagiano, avete visto? Troppo bello. Ristorante Miravalle, si mangia divinamente, faccio conoscere i posti io. Vedete, è immerso nel verde, gioschini, lantanella per i bambini, il dondolo, vedete. Troppo bello. Miravalle alla mia destra, ricordate, da Montegrodo andando verso Padova trovate il ristorante Miravalle, immerso nel verde, si mangia divinamente, potete venire con tutta la famiglia, merita. L'ultimo giorno del mese oggi, 30 giugno. Siamo ancora coperti dagli alberi, c'è l'ombra e poi fino a casa solo sole.
città a mezza via, 2 Carrare, mezza via. Siamo in strada Battaglia, in direzione Padova.